Paolo, emozioni uniche in questa giornata, Driss diventa un cittadino di Napoli a tutti gli effetti. Sì, sono venuto a sorpresa perché non sapeva della mia presenza e ho chiesto di massima riservatezza, e così è stato, perché ci tenevo tanto ad essere proprio in veste di tifoso napoletano e non ex compagno di squadra di Driss. Giornata fantastica, credo sia strameritata la cittadinanza onoraria. Paolo, questo scudetto del 2025, 2 anni dopo quello del 2023, tu da napoletano cosa hai provato? Da napoletano tifoso del Napoli? Ho provato quello che abbiamo provato un po' tutti i tifosi del Napoli, poi vinto all'ultima giornata è stato ancora più bello, no? Come si dice, sei più bella di un gol al 90esimo, sei più bello di uno scudetto all'ultima giornata, quindi è stata una gioia per tutti, per i tifosi, per la città come sempre, quindi abbiamo modificato di nuovo il numero degli scudetti vinti. Paolo, è vicino un tuo ritorno in panchina? Mi auguro, c'è qualche trattativa in corso, però come ben sapete sia Serie B che Lega Pro vivono un attimo di momenti che devono capire e stabilizzarsi alcune situazioni, quindi la speranza è che dopo questi giorni possa andare in porto quello che poi magari sto coltivando in questi giorni. Paolo, il tratto più napoletano di Dries Mertens, qual è quello conosciuto? Io credo che la passeggiata in via Napoli con le ciabatte credo sia l'emblema dell'immagine di quello che vive la città come se fosse realmente uno di noi, perché è un'immagine forte secondo me. Oggi Driss ha ricevuto la cittadinanza non per quello che ha fatto in campo, perché sennò sarebbe troppo riduttivo, no? Lui al di fuori del campo è stato veramente napoletano a tutti gli effetti, è stato un generoso, è stato uno che ha vissuto la città in momenti anche magari meno facili di quelli che sono oggi calcisticamente parlando, e ci ha sempre elevato all'ennesima potenza, quindi io credo sia veramente il giusto premio. Eccolo qui tra l'altro, sta appena uscendo, bello, elegante, bello come il sole, cioè tutto per essere un napoletano ormai, è pure bello, quindi noi siamo belli e lui è bello come noi. Paolo, che momento è per la SSC Napoli? 2 scudetti in 3 anni, la permanenza di Conte e l'eventuale arrivo imminente di Kevin De Bruyne? È un momento di crescita costante come negli ultimi anni, e la voglia del club è quella di stabilizzarsi nelle prime posizioni il più a lungo possibile, quindi si sta strutturando un qualcosa, mi auguro, di positivo. Anche la permanenza di Conte certifica questo. Grazie. Grazie a voi. L'orgoglio di Napoletano è vedere un momento così straordinario nella nostra città, non soltanto nel calcio. Quanto batte forte il tuo cuore veramente azzurro? Batte veramente tanto. Il fatto che io sono venuto qui non perché sono stato invitato, mi sono autoinvitato perché avevo voglia di vivere quell'emozione, sapendo che al di là lì insieme al sindaco c'era una persona che non vedeva l'ora di diventare napoletano anche a livello ufficiale. Grazie. Grazie.